Amici del futsal, appassionati di calcio a 5, buonasera dal Pala Pirossigeno per Cosenza Feldi Eboli, la 19ª giornata del Serie A di calcio a 5. Quinto, oggi fa tappa a Cosenza per una gara importantissima per il Cosenza che è penultimo in classifica. La squadra di Bagnez ha bisogno di ritrovare un successo che manca addirittura dal 21 di novembre. Oggi affronta una corazzata della nostra Serie A, la Feldi Eboli, che ha iniziato alla grande il suo girone di ritorno con 3 successi consecutivi contro Sandro Abate, Roma e CDM. Arriva da 4 risultati utili consecutivi e oggi cercherà di allungare la striscia su un campo sul quale il Cosenza ha ottenuto 8 degli 11 punti totali di questo campionato. È di certo il punto di forza della squadra di Bagnez, ma squadra di Bagnez che ha ottenuto appena un punto nelle ultime 4 qui in casa. E allora tutto lascia pensare che oggi per la Feldi possa essere una gara sulla carta semplice. Giornata iniziata con il successo della Roma che ha confermato di fatto la testa della classifica. Insegue la Feldi che oggi cercherà di mantenere il passo di una carrozzata del nostro campionato come la Meta Catania. La squadra di Antonelli oggi deve fare meno di Dalcin. In porta ci sarà ancora Di Stanio che si è comportato benissimo nell'ultima vinta in casa contro la Sandro Abate. E di certo è un momento molto positivo questo inizio di 2026 per la squadra di Antonelli, che arriva, come detto, da 4 risultati utili consecutivi e complessivamente ha perso appena una gara delle ultime 10. È seconda in classifica, secondo attacco del campionato, ha segnato 17 gol nelle ultime 3, è la seconda difesa del campionato, ne ha subite 3 nelle ultime 3 gare e ha numeri pienamente della prima parte. Oggi arbitra Giovanni Zannola della sezione di Ostia Lidio. Luca Patenari è invece il secondo arbitro di Roma 2. Domenico Sacca è il cronometrista di Reggio Calabria. Tutto pronto al Pala Pirossigeno per Cosenza Feldi Eboli di questa 19ª giornata. Primo possesso per la squadra di casa, il Cosenza, che partirà col primo giro palla. C'è Trentin sul pallone, pronti a iniziare questa serata anche a Cosenza. Inizia la 19ª giornata tra Pirossigeno Cosenza e Feldi Eboli. Lo sguardo anche di Tony Dandel. Primo pallone per il Cosenza, inizia la 19ª giornata tra Cosenza e Feldi Eboli. La seconda della classe arriva a Cosenza per provare ad allungare la striscia positiva. Tocco col braccio non visto per Babà, che prova adesso a calciare dalla distanza. Siluro sul fondo, primo squillo del Cosenza con Babà, che qui non incrocia lo specchio di poco. Ottimo tentativo in avvio con una palla recuperata alta. Tiro che si è spinto di poco a lato rispetto alla porta di Stanio. Adesso primo possesso anche per la Feldi Eboli con Filippigno. Poggino avanti, colpo di tacco ad inseguire questo pallone che termina direttamente sul fondo. Si ripartirà da Gianluca Parisi e Cosenza riparte allora con i propri uomini. Trentin a far girare questo possesso verso Babà. Unidandel al lancio lungo per Trentin, palla che scivola direttamente sul fondo. Si riparte dal possesso per la Feldi. Rimesso in movimento il pallone dirottato in zona Filippigno. Movimento di Venanzio, servito. Si appoggia all'indietro e riparte direttamente da Calderolli. In gol nella gara d'andata Venanzio si gira, Venanzio, la parata da parte di Parisi e poi la palla che resta lì ancora. Parisi, pericolosa la Feldi in questo avvio, 2 volte con Venanzio. Parisi presente.
Riparte dal basso il Cosenza, sprecando questo possesso. Scivola questo pallone di Babà direttamente in fallo laterale. E adesso possesso per Filippigno, che lascia Venanzio, che calcia, palo di Venanzio. Altra ottima conclusione dalla distanza, questa volta di Venanzio, che ha colpito il palo. A rimetterlo in gioco è Parisi. Con Dandel conquista la rimessa, possesso per il Cosenza. Riparte adesso da Trentin. Lungo in verticale a servire lo scatto, il mancino potente da parte di Arrieta, calciato col sinistro. Arrieta a girare questo pallone, Tony Dandel. Trentin si appoggia su Tony Dandel, prova Venanzio lo strappo, scivola direttamente in palla laterale, inquadrato Trentin. 3 gol in questo campionato per lui. Servito adesso Papà, cerca spazio, rientra su destro, calcia con deviazione, palla che resta lì, ripartenza adesso per la Feldieboli, smorzata sul nascere. Trentin può andare in porta, Trentin con la suola, l'uscita del portiere, Trentin la smista all'indietro, non c'è però nessuno in maglia rosso-blu, può ripartire la Feldi. Filippigno a raccogliere un possesso catturato da Calderolli, poi la deviazione sul tiro dalla distanza, credo semplice per Parisi. Ha già toccato Calderolli, si riparte da Venanzio, il possesso per la Feldieboli che sta provando a dare ritmo in questo avvio. Ottimo approccio del Cosenza, partito subito aggressivo, arrivo da una settimana di stop il Cosenza, che ha riposato nell'ultimo turno. Nelle 2 gare precedenti in questo girone di ritorno ha perso contro Sant'Abate e Roma, infatti cerca ancora i primi punti di questo suo girone di ritorno. Filippigno passa, Filippigno, e Parisi la tiene al di qua della linea e salva lo 0-0, poi riparte con un pallone che termina fuori. Grande opportunità per la Feldieboli con Filippigno. Adesso ci riprova la squadra di Antonelli, è entrato anche Sensio che smista, tiro dalla distanza rinforzato da parte di Chi, mentre qua rivediamo l'occasione precedente con Filippigno che di sola se la sposta, calcia e Parisi in qualche modo la tiene al di qua della linea e si resta 0-0. Palla direttamente sul fondo, si riparte dal possesso per la Feldi. Appoggiato in avanti Veghi, l'ultimo a toccare in campo anche Bavaresco con il numero 10 per il Cosenza, pronto a battere la rimessa laterale, anche Marsigno per la squadra di Ibañez che riparte dal basso col giro palla per Canal. Scivola a terra qui Marceligno, non c'è fallo per l'arbitro Zannola e allora si riparte col possesso per la Feldieboli che riparte dal basso. Si fa vedere Selussio che smista dall'altra parte. Ghi, contropassaggio con Canal che pressa alto direttamente da Di Stanio, si riparte addirittura dal portiere per la Feldieboli. Di Stanio allarga senza riuscire a trovare l'appoggio corretto, palla che termina in fallo laterale, si ripartirà direttamente da Bavaresco. Parisi direttamente sul fondo, 4 minuti e 15 secondi di questo primo tempo.
0-0 il risultato e la Feldi ad aver avuto la migliore occasione di questa gara. Non avvio, come detto, però anche per il Cosenza, soprattutto in termini di atteggiamento. Seluzio allarga, c'è una spinta regolare, si torna da Seluzio, ancora in possesso, Canal su di lui, non c'è fallo, pallone recuperato dal Cosenza. Canal vuole allargare, va Varesco a terra sul tocco di Seluzio e allora questo sì che è fallo, il primo di questa serata, punizione per il Cosenza. Rimessa in movimento la palla da Canal, si riparte direttamente dal basso, Gianluca Parisi al rinvio verso la porta di Vistanio. Ghi, dribbling riuscito, Ghi può calciare sulla parte esterna della rete, ci ha provato dalla distanza Guilherme Ghi. Canal alza la traiettoria, trovato per un attimo Bavaresco, la palla però è terminata fuori sul tocco del numero 10 del Cosenza. Possesso per la Feldi che ha conquistato 28 punti in trasferta, arriva da 9 nelle ultime 4 gare, ha perso solamente con il Capurso nelle ultime 4, quella che è di fatto la seconda sconfitta lontana da Eboli, l'altra sconfitta nel girone d'andata in trasferta era quella in casa del Napoli. Possesso adesso per la Feldi, la conclusione della distanza è parata da Parisi. Sforzato questo tentativo, Cristiano Turno in possesso e allarga. Ci riprova la Feldi, soluzione col mancino da parte di Echavarria, sarà calcio d'angolo. Bello qui il dribbling, la conclusione protetta da Parisi. Ci riprova la Feldi che parte ancora dal calcio d'angolo e la girata di destra di Calderolli direttamente sul fondo, doppia buona chance per la squadra di Antonelli in una fase in cui il Cosenza sta attendendo. E adesso si ripropone con Canal. L'ok di Marcelinho, possesso in favore della Feldi. Sull'aggressione alta del Cosenza, Caponigro conquista un'altra rimessa si attende il pallone al palla pirossigeno, inquadrata la panchina di Bagnes. Paverani dall'ok per ripartire, possesso per la Feldi Eboli, largo a destra Matteus, uno degli ex di questa partita, stagione 24-25 con la maglia del Cosenza. Gli altri ex in campo sono Vavà, stagione 21-22 e 22-23 con la maglia della Feldi Eboli, e Trentin, quindi la stagione 21-22 con la maglia della Feldi, assente oggi Antecele e Saponara, non è ancora entrato in campo. Canal, entrato Marchio con la 7 per il Cosenza, adesso in possesso, dribbling riuscito poi smista. Canal, però chiudere il triangolo molto complicato in questo caso. Canal tocca il pallone sulla pressione da parte di Calderolli.
Matteus. Sul fondo questa traccia. Possesso per la Feldi, il cross che arriva dentro l'area, concluso da Matteus, è una bella opportunità per la Feldi Eboli, catturata da calcio d'angolo, in girata, qui Matteus non è riuscito a trovare la porta e adesso il Cosenza è veramente in difficoltà. Altra chiusura. La squadra di Bagnez è costretta a ripartire dal basso. Largo anche Parisi per offrire una linea di passaggio. Palla che scivola e viene riconquistata immediatamente dalla Feldi Eboli. Matteus, centrale, cross tentato da Caponigro, palla direttamente in fallo laterale. Cosenza prova a ripartire. Arrieta alla fine ottiene il massimo da questa situazione, riparte da Parisi, rilancio in fallo laterale. Possesso restituito immediatamente alla Feldi Eboli, che sta prendendo campo in questa fase ed è a caccia del gol che sbloccherebbe la partita. Venanzio, traccia centrale, Canal solo per un attimo, rimessa Feldi Eboli. C'è Calderolli alla battuta, Venanzio in possesso. Se la sposta sul destro, calcia, ribattuto il tentativo, rilancio nel vuoto del Cosenza che adesso pensa solo a difendersi. Di Stanio allarga, Calderolli lancia in avanti, chiusura da parte di Vavà, rimessa per Venanzio e compagni che ripartiranno da Matteus. Proprio per Venanzio, Matteus. Conclusione deviata. Adesso deviazione, possesso per la Feldi. Cross che arriva, messo basso con la deviazione sotto porta da parte di Calderolli. Palla sopra la traversa, grande chance. Questa la traccia centrale a liberare Calderolli. Di testa, ci pensa addirittura Midandel a mettere fuori, ne sarà possesso per la Feldi. 11 e 9 secondi all'intervallo, è sempre 0-0, ma c'è un nuovo possesso per la squadra di Antonelli che prova a spingere. Altra palla per Venanzio in uscita, anticipato Tony Dandel, prova a ripartire col sinistro, palla sul fondo. C'è stato un fischio però, che è terminato a terra nella corsa trentina. Qua lo si vede a margine dell'azione. Protesta il Cosenza perché avrebbe voluto un piazzato in attacco. Ha perso anche lo scarpino, in questo caso Rodrigo Trentin. Di Stanio riparte dal basso. Filippigno, centrale. Vorrebbe allargare dall'altra parte, lo fa adesso. Adesso 1 contro 1. Schermata la possibilità di andare in verticale. Filippigno ripulisce.
e Chavarria, buon numero, appoggi in avanti e a terra Braga, il fallo però è in attacco, e allora possesso per il Cosenza. Si fa vedere Tony Dandel ad amministrare il gioco per il Cosenza bavaresco. Allarga, buona soluzione centrale, l'appoggi in avanti per la girata verso la porta da parte di Saponara, è schermata e prova a ripartire allora la Feldieboli. Selusio allarga dall'altra parte senza trovare l'assistenza, errore da parte del numero 77 della Feldi. Il possesso restituito immediatamente a Cosenza. All'andata terminò 5-0 lo scorso 12 di ottobre per la Feldieboli. Caponigro, Calderolli, Dalcin, Cheni, Ghi e Selusio, 5 reti della gara d'andata. Negli ultimi precedenti qui al Palla Pirossigeno, Cosenza imbattuto, vinse 4-1 l'anno scorso, 2-2 2 stagioni fa. Chiaramente questa è una stagione molto diversa, soprattutto per il Cosenza. È penultimo in classifica. Qui la palla era uscita sul tocco di Canal. L'arbitro fa ripetere. L'ha rimessa Selusio. C'è dentro Felippigno. Palla offerta in area di rigore per una girata che non avviene. Selusio alle spalle, gioca di suolo in questo caso Braga. Selusio, tocco timido, poi palla offerta in avanti, si butta dentro e Chavarria, fallo questa volta del Cosenza, è il primo commesso anche da Rieta. Su questo dribbling tentato da Braga. Superata la metà di questo primo tempo, 0-0 il risultato tra Cosenza e Feldieboli. Adesso buon calcio piazzato per la Feldieboli. Sul pallone Felippigno. In due, in barriera, sono Arrieta e Saponara. Lunga rincorsa per Felippigno. E calcia verso la porta, palo pieno, doppio palo per la Feldi. Si salva il Cosenza ed esulta Parisi. Ha spaccato il palo dalla distanza Felippigno. Poi sotto porta e Chavarria. Ha sprecato tutto. Di Stanio, lancia in avanti Parisi, rilancia adesso il Cosenza con Canal che offre una traccia centrale per Saponara, schermato al tiro, possesso Cosenza che si è vista brutta in questo primo tempo. Salvataggio sulla linea di Parisi in avvio, adesso doppio palo che qui rivediamo con Felippigno che caccia fortissimo sul palo e poi sotto porta non riesce incredibilmente a correggere Chavarria. Clamorosa chance a porta vuota. Doppia opportunità subito dopo la metà del primo tempo per la Feldi, che di certo adesso sta gestendo la partita, sta crescendo all'interno della gara la squadra di Antonelli, ma non sta trovando almeno per adesso il gol del vantaggio. Indicazioni anche per la panchina del Cosenza, pronti a tornare in campo. Zannola va a richiamare Cosenza e Feldieboli che adesso rientrano sul parquet del Palla Pirossigeno.
Angolo Cosenza e Canalla alla battuta. Saponara scavalcato, palla all'indietro per la conclusione forzata dalla distanza da parte di Arrieta, che adesso mantiene comunque il possesso. Si lotta su questo pallone, Arrieta a terra, Silusio, riparte molto bene Braga, interviene Saponara che scavalca anche la propria porta. Sarà calcio d'angolo dall'altra parte questa volta per la Feldieboli. Continue indicazioni alla difesa del Cosenza, la terzultima difesa del nostro campionato. Palla all'indietro per Braga che schiaccia il destro, palla che termina sul fondo. Un'altra buona opportunità per la Feldi. Parisi a rimetterle in gioco. Canal sul tocco di Saponara, prova a girarsi. Canal centrale in due tempi di Stanio. Conclusione sotto porta, c'è deviazione e l'autorete che sblocca la partita. È avanti la Feldi su una conclusione velenosa, sporcata sotto porta. Diventa il gol del vantaggio. Ha forzato il sinistro questa volta Echavarria. Deviazione che ruba il tempo a Parisi. È in vantaggio la Feldi. Dopo aver insistito molto all'interno di questo primo tempo, non se ne accorge nemmeno Saponara. E allora autorete per il vantaggio della Feldi a 8:16 dall'intervallo. E adesso gara in salita per il Cosenza, che si era salvato almeno nella prima parte di questo primo tempo. Venanzio a recuperare il possesso. Marcelinho a terra, chiede la munizione che per adesso non c'è su questo anticipo netto di Marcelinho. Terminato a terra dopo il tocco di Ghi. Va, lavora questo pallone. Chiuso il triangolo, prova a passare in qualche modo Caponigro che riesce a tornare sul possesso. Adesso battuta, una rimessa dal Cosenza. Va, alleggerisce direttamente in zona Parisi. Sbaglia questo rinvio. Marchio di testa, rimettere a terra. Altra palla persa dal Cosenza, riparte Ghi. Chiuso proprio da Marchio, è intervenuto in anticipo. Qua ottima giocata di Trentin. Marchio spara alla porta, subisce la carica, non è fallosa, l'ultimo tocco è il suo e la rimessa è per la Feldieboli. Matteus alla battuta. Venanzio torna da Matteus, si allarga adesso Venanzio per aprire il gioco. Imbucata non riuscita, compatta anche la linea difensiva del Cosenza che non lascia grandi spazi. Venanzio qua rischia di perdere il pallone, riparte il Cosenza col colpo di tacco tentato. Una ripartenza adesso per la Feldi che si distende dall'altra parte con Ghi che calcia. Parisi è uscito e poi va a deviare questo pallone in calcio d'angolo. Tiro di Venanzio dalla distanza. Parisi era rimasto al ridosso nell'ingresso dell'area di rigore. Adesso calcio d'angolo per la Feldieboli. Altra conclusione della distanza e Parisi ci mette nuovamente il gambone su questo tiro di Matteus. Adesso la battuta. Venanzio, Matteus. Chi anticipato, prova a ripartire il Cosenza, c'è un fallo commesso da Lavrendi. E allora calcio di punizione per il Cosenza. Questo l'anticipo
Di Marchio e il fallo di Lavrendi. Va, lavora questo pallone largo di Mastro Trentin, scodellata in area questa palla imprendibile. Può essere sicuramente soddisfatto Antonelli della prestazione della Feldi, di certo risultato che al di là della modalità col quale si è sbloccato resta ancora stretto alla Feldi, che in questo finale di primo tempo cercherà di allargare il divario. Matteus, appoggio, non c'è fallo, poi sì. A terra Vavà. Palla lontana, è stato scagliato a terra il numero 23 del Cosenza. Qui lo rivediamo il contatto con Venanzio, per l'arbitro falloso. Colpito al volto Vavà, e allora ha richiamato anche lo staff medico del Cosenza. Lieve ma a quanto pare doloroso il contatto con Venanzio per Vavà, che è ancora a terra a 5,56 dell'intervallo. L'arbitro ha fermato il gioco per permettere anche allo staff medico del Cosenza di intervenire immediatamente. Con Vavà ancora dolorante a terra, Calderolli e Marcellini da quelle parti. Qui inquadrato invece il numero 7 Pari De Marchio al Cosenza dal 2019, cerca ancora il primo gol in questo suo campionato. Arbitro che quindi ha fermato il gioco, non ha fischiato punizione per il Cosenza. Si ripartirà da una palla scodellata. E possesso per la Feldieboli. Venanzio, largo Matteus, torna da Venanzio, finta Matteus, rientra, appoggi in avanti per Ghi con l'esterno, riparte direttamente dal basso dove c'è Calderolli. Ghi rientra, calcia col destro, muro di Venanzio e poi Ghi spara alto. È stato Venanzio a schermare questa conclusione di Ghi. Un'altra buona opportunità per la Feldieboli, che adesso si difende dal rilancio da parte di Parisi. Canal, dribbling, appoggio, triangolo che non si chiude. Trentin lavora questo pallone, spalla alla porta, poi lo scarica all'indietro per la conclusione di Marchio. E Parisi scodella un altro rinvio in avanti. Canal, altro appoggio, triangolo che prova a chiudersi con Canal, dal limite che calcia, paratissima di Di Stanio che l'ha vista all'ultimo. Adesso riparte la Feldieboli. Velenosa la traiettoria di Canal, è diventata molto pericolosa quando se n'è accorto all'ultimo il portiere Di Stanio. Adesso la risposta della squadra di Antonelli. Calderolli, Marchio su di lui, Calderolli regge l'urto e lavora questo pallone con Di Stanio. Calderolli lascia sul posto Marchio e riparte. Allarga questo possesso, Lavrendi arriva sul fondo, la tiene in campo, Lavrendi a terra, contatto regolare, c'è fallo in attacco della Feldieboli, possesso per il Cosenza. Torna in campo Tony Dandel. Cosenza al rinvio, appoggio per l'isolato Saponara, che sta decidendo in questo momento la gara con l'autogol sul tiro scoccato dal mancino di Aciavarria.
fallo da parte di Caponigro e scatta qui la prima ammonizione di questa serata a 4 minuti e 5 secondi dall'intervallo. Ha ammonito il numero 7 della Feldi Eboli. Il quarto fallo di questo primo tempo della Feldi. Questo il fallo da cartellino giallo di Vincenzo Caponigro. Riparte Canal con Idandel. Non riesce a trovare Saponara. Qui quadrato. Rimessa già battuta. Canal al rinvio. Palla lunga in verticale per la conclusione sotto porta. E ad autogol risponde autogol. Perché sotto porta arriva Saponara che fa 1-1. Sta facendo tutto lui in questa serata. Alessio Saponara che aveva deviato sotto porta il vantaggio della Feldi Eboli. Qui ci mette lo zampino per mandare in tilt la difesa della Feldi su questa azione che rivediamo. Selusio se lo perde e Saponara fa 1-1. Ristabilita la parità alla palla pirossigeno. Saponara ha fatto 1-1. Terzo gol in campionato per Alessio Saponara, che come dicevo è un ex. Aveva giocato una stagione 19-20 con la maglia della Feldi Eboli. Qui Canal ricattura il possesso, lascia per la conclusione tentata da Tony Dandel. È ripreso inevitabilmente coraggio la squadra di casa, anche sostenuta come oggi da un grande pubblico al palla pirossigeno. Palla che non passa per la chiusura. Il rinvio di Saponara. Di Stanio prende tutto lo spazio a disposizione, poi la conclusione protetta da Parisi sul tiro dalla distanza di Selusio. Di Stanio cerca un movimento sotto la pressione da parte di Arrieta. La conclusione che arriva protetta da Parisi, non riparte in questa fase il Cosenza. Arrieta prova a mantenerla in campo, già battuta la rimessa. Calderolli, Tony Dandel su di lui, la conclusione che arriva è protetta da Parisi senza grossi problemi. Vavà spalla alla porta, scarico complicato. Vavà tiene comunque in campo e poi alla fine la spara in avanti senza troppe pretese. È un passaggio di fatto a Di Stanio che è pressato alto, rischia di andare in difficoltà. La conclusione che arriva dalla distanza termina sul fondo. Ha rischiato tantissimo qui Di Stanio, ci ha provato l'inquadrato Arrieta. Rimessa in movimento questa palla da Di Stanio. Venanzio a lavorare questo pallone verso Caponigro. Venanzio aggredito da Vavà, appoggi in avanti, è rientrato in campo Braga con l'esterno. La prendi imbucata, Braga non riesce a farla passare. Venanzio all'indietro, c'è l'appoggio di Echevarria. Sfida Arrieta, l'uscita del Cosenza fallosa. Era ripartito Arrieta anche in questo caso, fallo però commesso da parte di Marcelinho. È il terzo fallo di questo primo tempo per il Cosenza a 1:18 dall'intervallo. Punizione interessante con Venanzio sul punto di battuta.
Solo Trentin in barriera, Parisi vuole vederla partire. Venanzio in porta, un siluro che riporta avanti la Feldi Eboli e 2-1 Feldi, destro micidiale di Venanzio Baldasso. Nono gol in campionato per Venanzio Baldasso. Ha voluto solo un uomo in barriera qui Parisi e Venanzio l'ha punito. Nuovo vantaggio Feldi nell'angolino pescato da Venanzio. Era complicatissimo trovare quella traccia. Violento e preciso il tiro di Venanzio. Prova a ripartire adesso la Feldi con la Vrendi. Conquistata la rimessa dalla chiusura di Braga. 52 secondi. Time out chiamato dalla panchina della Feldi Eboli, che ha ritrovato il vantaggio con Venanzio Baldasso, che ha sfoderato una grandissima conclusione della distanza da calcio piazzato. Una punizione conquistata dall'alta pressione della Feldi. Poi sul piazzato Parisi ha piazzato solamente un uomo, ovvero Trentin. Quell'angolino era complicatissimo da trovare, ma Venanzio ha trovato così il nuovo vantaggio Feldi. Indicazioni per la Feldi in questo finale, 52 secondi all'intervallo. 2-1 il risultato per la Feldi Eboli. Autorete in avvio di Saponara, che poi ha trovato il gol del pareggio. Vantaggio Feldi Eboli, firmato Venanzio. Adesso ci va lui alla battuta. Venanzio calcia anche questa volta. Palla direttamente sul fondo, si riparte da Parisi. Lungo rinvio. Pallone non semplice, Trentino ottiene il massimo, rimessa laterale con Vavagia dentro l'area, la conclusione della distanza, Bava sotto porta, se la cava in qualche modo Di Stanio e poi fallo in attacco. Vava sotto porta ha cercato di raddrizzare la conclusione di Arrieta, ma alla fine il fallo l'ha commesso il Cosenza a 38 secondi dalla fine. Bella opportunità per provare a pareggiarla prima dell'intervallo. E adesso possesso per la Feldi, che riparte da Echevarria. Appoggi in avanti. Braga non la tiene. Rimessa Cosenza. Braga scalcia l'avversario. Tony Dandel che è rimasto a terra. Arrieta, Tony Dandel rischia di perdere il possesso sulla pressione di Braga. Da terra Trentin allontana il pallone. L'ultima chance ce l'ha però la Feldi Eboli. Rientro di Lavrendi. Venanzio non chiude il triangolo. Va in anticipo. Rischia di perdere il pallone, lo mette fuori. 8 secondi da gestire per la Feldi. È l'ultima opportunità di questo primo tempo. Lavrendi, Venanzio allarga. Movimento di Lavrendi, atteso l'intervallo col tiro di Venanzio che spegne il primo tempo. Termina 2-1 per la Feldi Eboli. Vantaggio Feldi sul tiro di Echevarria deviato da Saponara, che poi si è rifatto col gol dell'1-1. Non è bastato fino adesso perché la Feldi è avanti grazie al tiro ben piazzato dalla distanza di Venanzio. 2-1 in questo momento per la squadra di Antonelli all'intervallo. Noi ci prendiamo un break e torniamo qui dal Pala Pirossigeno per la ripresa di Cosenza Feldi Eboli.
Si torna in campo al Pala Pirossigeno, si ripartirà dal risultato di 2-1 per la Feldieboli, che ha ritrovato il vantaggio nel finale del primo tempo con Venanzio, dopo che Saponara aveva segnato un autogol e poi una rete, quella dell'ex, per il momentaneo pareggio del Cosenza, che comunque resta in partita. Inizia la ripresa e 2-1 per la Feldi, si riparte dal vantaggio della squadra di Antonelli, un vantaggio minimo che la squadra oggi in trasferta cercherà chiaramente di allungare. Il Cosenza è rimasto in partita, abbiamo visto con quali qualità e con quale carattere proverà sicuramente a replicare la prestazione del primo tempo, al di là degli errori difensivi che hanno sbloccato e riportato in avanti la Feldi nei primi 20 minuti. Possesso per la Feldi, chiusura e ripartenza dal basso direttamente da Di Stanio. Rinvio lungo direttamente tra le braccia di Parisi, impegnato molto nel primo tempo, due grandi parate, è stato anche fortunato su un doppio palo colpito in avvio gara dalla Feldieboli. Qui spalla alla porta, la lavora Ghi. All'indietro, movimento di Calderolli, Selusio. Torna in possesso il 77, Calderolli con l'esterno, Selusio. Non c'è spazio per andare in verticale, la Feldieboli riparte dal basso con Calderolli che lavora questo pallone e apre. Trovato libero Selusio. Ghi calcia con l'esterno, palla che resta bassa. Ghi senza commettere fallo, conclude potente ma sul fondo. Grande chance in questo avvio per la Feldieboli. Fa tutto Ghi, che qui calcia sul rimbalzo, trova il pallone in anticipo senza commettere fallo su Arrieta. Grande chance dopo 1 minuto e 22 secondi. La rimette in gioco Parisi. Arrieta in possesso. Tony Dandel, sbagliata la palla in verticale, forzata da Vavà, inquadrato Selusio. Adesso alla battuta Mateus. Calderolli, appoggi in avanti, Ghi ce l'ha sul sinistro, forza la giocata. Parisi ha già rimesso in moto Tony Dandel, che allarga il gioco dall'altra parte per Vavà. Può rientrare sinistro, tentato da Vavà. Nel calcio d'angolo dopo la deviazione di Di Stanio. Al tiro di Ghi risponde immediatamente Vavà, che adesso scodella questo pallone all'indietro per la conclusione. Deviata in calcio d'angolo da Selusio, ci ha provato in volée Arrieta. Nuova chance ancora con un piazzato per il Cosenza. Sempre Vavà alla battuta, palla scodellata sul secondo palo in volée. Questa volta ci ha provato Trentin e poi altra conclusione di Arrieta altissima. Selusio. Mateus. Scambio corto, si fa vedere Calderolli. Mateus torna e appoggia per Calderolli con l'esterno. Movimento di Selusio. Mateus offre nuovamente per Calderolli un pallone complicato. Palla allora che termina direttamente in fallo laterale sull'aggressione alta, abbozzata da Trentin. Rimessa per il Cosenza. Vavà. Tony Dandel allarga. Rischia qui Arrieta, perde un brutto pallone offerto da Mateus, che va dentro e alla fine Arrieta riesce a ripulire l'errore iniziale. Sarà semplice rimessa per la Feldi con Calderolli alla battuta. Dentro Mateus, movimento anche di Ghi sotto porta. Arrieta ritrova il possesso e poi fallo in attacco della Feldi. È il primo fallo di questa ripresa per la Feldieboli.
Rientrano Canal, Marcelinho e anche Marchio, mentre Parisi e Calderolli impegnati a ripulire il parquet del Pala Pirossigeno. Arrieta, palla in verticale, Marchignolo lavora per Bava che calcia, altra bella risposta di Di Stanio e palla in fallo laterale. Questa è la parata di Di Stanio, è già la seconda occasione di questa ripresa per il Cosenza. Marcelinho chiama il pallone sul palo lontano, palla per Marchio che stringe la conclusione. Arrieta, turno all'indietro direttamente da Parisi, lungo rinvio per andare in porta, palla che termina sul fondo, l'ha già rimessa in gioco Di Stanio. E adesso riparte la Feldieboli, movimento in verticale di Braga che offre una traccia per Venanzi, non era facile, e palla sul fondo. Marcelinho, Marchio non può tenerla in campo, il fallo laterale per la Feldi che riparte da Ciavarria, che di fatto ha sbloccato il risultato col suo tiro velenoso deviato sotto porta da Saponara. Qui Canal offre all'indietro, Parisi la tiene in campo. Marcelinho, Canal si butta dentro il 19 del Cosenza. Bava, Marchio, Canal fa girare questo pallone direttamente in fallo laterale, non c'è deviazione e possesso restituito alla Feldieboli. 4 minuti e 8 secondi andati via in questa ripresa, vantaggio che regge della Feldi che vuole rispondere al successo arrivato questo pomeriggio dalla Meta Catania. Fallo di Marchio, possesso per la Feldieboli e primo fallo anche per i Cosenza in questa ripresa. Punizione per Venanzio, nasce questa volta la battuta a Ciavarria, lui e Filippigno a studiarla, andrà col mancino numero 22 adesso si va quasi ad ostacolare nella rincorsa all'arbitro Zannola. Ha colpito un palo, un calcio piazzato, Filippigno ci riprova, va in porta, questa volta Parisi a dirgli di no. E ripartenza per il Cosenza con Saponara che va dall'altra parte, non c'è deviazione, rimessa per la Feldi. Alla fine la deviazione c'è e quindi sarà calcio d'angolo per il Cosenza. Forzata qui la conclusione di Canal. Ripartenza con Marcelinho che si crea lo spazio centrale, poi non riesce a sfondare. Ripartenza per la Feldi che si distende in contropiede con Braga. Rientra Braga anche per concludere in porta, palla che scivola in fallo laterale, sarà possesso per il Cosenza. Lungo rilancio, Marcelinho anticipato, la palla resta buona e a terra Marcelinho con un fallo ed è cartellino giallo anche per Filippigno. È arrivato in gran velocità il numero 19 del Cosenza, Filippigno lo ha steso colpendolo in pieno
secondo ammonito in questa serata dopo Caponigro, ammonito nel primo tempo. Marcelinho e Arrieta sul punto di battuta. Canal dentro l'area. Arrieta andrà lui col sinistro in porta. La parata da parte di Di Stagno e poi rimasto a terra sulla ripartenza un uomo della Feldi, colpito alla testa, ha fermato il gioco direttamente Trentin. Un Calderolli che adesso si rialza più che la testa, molto involontaria anche alla caviglia destra. Ripartenza per Marchio, che lascia il pallone adesso aperto per Marcelinho, rimessa laterale. Canal alla battuta. Marchio va dentro, appoggio complicato dalla chiusura di Venanzio. È tornato in campo Saponara. Qui Marchio murato sul tentativo dalla distanza. Canal. Marcelinho all'indietro. Parisi. Lungo rinvio aperto per Canal. Appoggio all'indietro. Trovato Marchio. Saponara, spalla alla porta col tacco per Canal. Deviato il tiro, non riparte la Feldi che qua rischia. Anticipo di Stagno, che ci ha messo una pezza, aveva intuito il pericolo. E adesso rimessa già battuta dal Cosenza. Canal, movimento di Marcelinho che prova a rubare il tempo all'avversario. Marcelinho la tiene. Marchio alle spalle, conclude col destro centrale. Nessun problema questa volta per Di Stagno, che ha già rimesso in moto la sua Feldi. Marcelinho anticipato in maniera irregolare. C'è fallo e punizione per il Cosenza. Questo è l'intervento di Selusio. Marcelinho, non si chiude il triangolo, palla che schizza in fallo laterale, l'ha toccata per ultimo Lavrendi. (6:42 trascorsi questa ripresa), conclusione di Canal, ribattuta, altra rimessa per il Cosenza. Marcelinho lascia per Canal, questa volta la deviazione porta ad un calcio d'angolo, il Cosenza resta lì. Di fatto la trama della partita è questa, col Cosenza che è andato sì in difficoltà quando la Feldi ha aggredito la partita, ma per adesso il Cosenza la tiene ancora aperta e prova a pareggiarla. Ripartenza per Lavrendi. Sfida Marchio, lo lascia sul posto, Lavrendi comunque non riesce ad passare. Selusio. Calderolli, chiuso dall'intervento di Saponara, costretto a tornare all'indietro Selusio, ripiegando verso Di Stagno che va dentro. Lavrendi
lascia sul posto l'avversario e calcia. Bella conclusione, Parisi interviene. Buon numero di Lavrendi, tiro però centrale. Adesso insiste Lavrendi, la palla però è uscita. Efficace la pressione di Arrieta. In campo nuovamente Trentin. Adesso la battuta. Saponara all'indietro. Arrieta. Nidandel calcia e sfonda la porta. La pareggiata del Cosenza. Tony Dandel per il 2-2. Di voglia e di rabbia il Cosenza ha trovato la traccia del pari a 12-13 dalla fine della gara. Il Cosenza ci crede e fa 2-2. Felipe Tony Dandel segna il suo secondo gol in campionato. L'ex Ricusiti Genzano qui trova uno spazio centrale e sfonda la porta di Di Stanio per il gol del pari. La pareggiata, il Cosenza, tutto da rifare per la Feldieboli, che è stato 2 volte avanti nel primo tempo. E adesso, a 11:47 dalla fine, si ritrova sul risultato di parità. Ci riprova adesso la Feldi con la palla per Ghi, che calcia sopra la traversa. Rimessa Cosenza. Torna in campo Venanzio. Anche Ciavarria e Matteus. Arrieta alla battuta. Chiama un movimento Tony Dandel. E adesso palla aperta. Non c'è spazio per Arrieta. E allora il Ciavarria a ricatturare il possesso per la Feldi. Allarga dall'altra parte Matteus, va dentro l'area. Ghi non può intervenire sull'ottima diagonale di Tony Dandel. Arrieta, Tony Dandel in avanti, pallone scomodo, non gestito qui da Trentin. Si scusa, non si è capito nemmeno con Vavà. E palla che termina sul fondo. Venanzio. Matteus. Torna da Venanzio. Matteus ricattura il possesso, poi ripulito. E Ciavarria, buon numero. Tony Dandel su di lui e Ciavarria trova il fondo. La tiene dentro il campo, la palla non è uscita. Tony Dandel fa schizzare questo pallone fuori. Non può ripartire il Cosenza. Rimessa adesso per Arrieta. Tony Dandel. Parisi. Scodellata questa traiettoria in avanti. Venanzio ne approfitta, riparte allora Matteus. Vorrebbe anche calciare dalla distanza. Parisi vola. Palla rimessa. Ghi ha provato a girarla, questa volta nessun problema per Parisi, che ha già rimesso in moto il Cosenza. Vavà non riesce ad incastrare questo appoggio.
E Feldi che riparte da Di Stanio. Mateus. Ciavarria. Attacco di Ghi. Ciavarria torna dal 10. Ghi. Venanzio. Ghi la gira. Mateus è spalla alla porta. Venanzio a supporto. Dribbling non riuscito. La palla resta lì. Venanzio interviene. Cosenza prova a ripartire. Adesso ondata per il Cosenza che non riparte, però sullo stop di Venanzio alla fine sarà rimessa per la Feldi Eboli. Gara ancora fortemente in bilico. 2-2 il risultato al Pala Pirossigeno. Una gara ancora più complicata di quanto si attendesse la Feldi Eboli. Maldosata, questa rimessa da Venanzio. Si riparte da Parisi. 9:32 alla fine. Aggressione alta della Feldi che torna immediatamente in possesso. Ghi prova a girarsi. Marchio da terra, commette fallo. E sarà giallo per lui. Primo ammonito nel Cosenza, è il terzo di questa gara. Dopo Caponigro e Filippigno si aggiunge anche il numero 7 del Cosenza, Pari De Marchio. Questo l'intervento diretto su Ghi. I pensieri per la panchina di Antonelli. Adesso piazzato interessante Ghi sul pallone insieme a Calderolli. Due in barriera, più Canal posto sulla linea. È una traccia offerta per la conclusione del 3-2. Altro piazzato nuovamente vincente. È Mateus a riportare avanti la Feldi. 3-2. Schema riuscito, la Feldi torna avanti nel risultato. Qui il movimento di Mateus che la chiama e col sinistro fa 3-2. Passa tra le gambe di Parisi questa palla. Saponara, Canal, 3 volte sotto il Cosenza. Vedremo se avrà il carattere per reagire una terza volta in una gara di certo ancora apertissima. Conclusione deviata. Canal risponde subito il Cosenza. 3-3 in una partita folle. Il Cosenza ritrova la parità immediata. Canal. La festa del Pala Pirossigeno per la rete di Canal. È il primo gol in campionato per Mauro Canal. È un gol pesante che rimette tutto in parità. E il carattere lo dimostra subito sul campo il Cosenza, che va 3 volte sotto contro la Feldi Eboli. E adesso si trova nuovamente in parità. Adesso la Feldi attacca a testa bassa col traversone che non arriva, messo fuori da Saponara. Calderolli alla battuta, da ritoccare il punto di battuta per la Feldi che riparte. Movimento in area anche di Braga. Filippigno scarica per Calderolli che vuole il cross. Calderolli non trova la traccia centrale, allora torna sui suoi passi, alla fine conquista una buona rimessa sul tocco di Saponara.
Va a chiarirsi con l'arbitro Saponara, ma tutta questa rimessa dentro per la girata di Braga sul fondo. Saponara si allaccia questa volta con Selusio, fallo e punizione per il Cosenza. Bravo a lavorare questo pallone Saponara, spara alla porta, aggredito in maniera irregolare. Terzo fallo per la Feldi in questa ripresa. Contati i passi dall'arbitro Zannola e 3 uomini in barriera con Venanzio a dare indicazioni ai suoi. Diventano 2. Punizione Cosenza. Marsiligno trova il primo vantaggio il Cosenza da calcio piazzato. Questa volta punisce il Cosenza. 4-3. Potentissimo il mancino di Marseligno, è avanti per la prima volta in questa serata il Cosenza, lo fa in un momento in cui può tagliare le gambe alla Feldi. 4-3 Marseligno. Qualcosa non ha funzionato nella barriera predisposta da Vistanio, passa sotto le gambe del portiere della Feldi. Il primo vantaggio del Cosenza, che adesso chiaramente energia anche per affondare con Marchio che sottoporta Marchio sull'esterno. Adesso la Feldi ad avere tutta la pressione del caso con Selusio, calciatissimo. Selusio, ultimi 7 minuti alla palla per ossigeno e avanti il Cosenza. Pallofetta per Filippigno dentro l'area, deviazione nell'uscita di Parisi. Canal stoppato, ripartenza per la Feldi. Braga terra senza fallo, rimessa. Gol del 3-2. Il Cosenza ha saputo rispondere benissimo. Adesso predica calma ai suoi. Per la prima volta in questa serata il Cosenza è avanti. Ha avuto la capacità, il coraggio e anche le grandi qualità di ribaltare questo risultato. Ma adesso c'è da provare a spegnere la frenesia per il Cosenza, a gestire il primo momento di vantaggio contro una big come la Feldi Eboli, che si trova in grossa difficoltà in questa serata alla palla pirossigeno. Serata che sarà anche indirizzata bene, soprattutto nel primo tempo. Il gol del 3-2 da calcio piazzato dell'ex Matteus sembrava indirizzare le cose in maniera molto favorevole alla Feldi, che in questa ripresa sta anche soffrendo, ma nel momento più delicato ha trovato il terzo vantaggio di questa serata. Da lì in poi il Cosenza è stato indomabile col gol di Marseligno. Adesso si trova avanti. Rimessa battuta. Il Cosenza getta questo pallone in avanti per la conclusione. Tentata da un angolo strettissimo da Arrieta. È tornato Ghi in campo per la Feldi. Palla proprio per lui, anticipato da Vavà. E poi Parisi a mettere fuori. Marseligno lascia il campo, torna in campo Trentin. E adesso Cosenza che deve stringere i denti. Manca ancora tantissimo
La Feldi attacca. E Chavarria lascia questo possesso. Ghi, le finte, rientra. Ghi aggredito da due uomini, calcia, ottiene la rimessa, il massimo da quella situazione, con Venanzio che dà indicazioni al suo numero 10. Si fa vedere Lavrendi in area di rigore. Venanzio vuole battere e va direttamente dentro, ma controfallo e possesso restituito al Cosenza. Tony Dandel. Tra i momenti chiave della partita c'è sicuramente anche un suo super gol, quello del momentaneo 2-2, che ha donato nuove energie e tanto entusiasmo al Palla Pirossigeno. Qui passa Lavrendi che non ottiene il possesso, palla che scivola in fallo di fondo. Ha già rimesso in moto il Cosenza Parisi. Marchio. Nel vuoto questo lancio di Marchio, rimessa ottenuta e già battuta da Echavarria. Lavrendi 1 contro 1, se la sposta sul destro, Marchio lo segue, Lavrendi torna sui suoi passi e Echavarria se la sposta sul sinistro e calcia. C'è un muro adesso del Cosenza a difendere il vantaggio. Non vince dal 21 di novembre il Cosenza. Nella gara vinta qui in casa contro la Camere Treviso. In quel caso 2-1 con la rete di Marceligno e Bavaresco. Di Stanio. Rilancio per Ghi anticipato, palla che resta lì. Lavrendi non la tocca, ripartenza e fallo non fischiato perché per l'arbitro è tutto ok. Rimessa per la Feldieboli. Lavrendi lascia per Echavarria. Venanzio. Echavarria se la sposta sul sinistro, poi rientra sul destro. Venanzio, Ghi. Il suo, l'ultimo tocco, la rimessa per il Cosenza. Restituito il possesso alla Feldieboli. Conclusione di Venanzio, altissima. Saponara di testa raccoglie Di Stanio. Lavrendi. Movimento di Ghi, pescato, dribbling riuscito, Ghi calcia, la parata di Parisi in due tempi la tiene. E poi rilancia in avanti per la contropiede di Saponara, che riesce a tenerla in qualche modo. Rimessa per la Feldi. Questo l'intervento di Parisi che la tiene in due tempi. Possesso per Calderolli. Stiamo entrando nella fase focale della partita. È avanti il Cosenza 4-3. Portiere in movimento con Selusio, che lavora questo pallone. Calderolli allarga. Cosenza schiacciato all'indietro la difesa. Di un preziosissimo vantaggio. Selusio lascia il pallone ad Echavarria. Selusio allarga. Calderolli in possesso. Poi torna dall'altra parte. Selusio a lavorare questo altro pallone con Filippigno. Selusio passa, la palla che arriva
in zona Calderolli e Ciavarria. Calderolli chiuso in calcio d'angolo sul tocco di Tony Dandel. Selusio con l'esterno, Matteus torna dai Ciavarria, Selusio e Ciavarria. Felipigno, non c'è deviazione, palla in fallo laterale. E poi conclusione protetta da Parisi. Canal, nuovo possesso per il Cosenza, che chiaramente adesso può solo allontanare. È chiamato il time out a 2 minuti e 8 secondi dalla fine. È avanti il Cosenza 4-3. Non vince da 3 mesi la squadra di Bagnes, che oggi sta tentando il colpaccio contro la Feldieboli. E adesso c'è da ragionarci, c'è da prendere tempo, c'è da capire come arrivare fino alla fine con questo risultato. Appena un punto nelle ultime 8 per il Cosenza, che aveva pareggiato soltanto con la CDM, ha perso 7 volte nelle ultime 8 in questi 3 mesi senza successi. Un ritmo totalmente diverso alla Feldi, che invece ha perso solamente una delle ultime 4 trasferte, arriva da 3 vittorie consecutive. Sembrava tutto scritto, ma come sappiamo in questo sport non c'è niente di scritto. E al pala pirossigeno e il Cosenza avanti 4-3. E adesso in apnea il pala pirossigeno. Selusio a trovare una traccia per Ghi, palla che schizza in zona Calderolli, che protegge in qualche modo. Riparte Calderolli, Matteus, Selusio, altra traccia per andare da Ghi. Matteus, Ghi, rientra Selusio, finta, Ghi offre a Calderolli l'uscita di Parisi. Ghi forza la giocata per calciare sopra la traversa. C'è stata deviazione, quindi altro possesso per il gruppo di Antonelli, che adesso va alla battuta con Felipigno, che lavora questo pallone. Felipigno rientra, Calderolli, Felipigno, c'è Ghi dall'altra parte, Calderolli insiste da quella, conclusione di Matteus, palla sul fondo. E adesso 78 secondi alla fine, resta avanti il Cosenza con rilancio in avanti e la girata da parte di Saponara sul fondo. Selusio, Matteus, Selusio allarga, Ghi, altro possesso, 55 secondi, Selusio, Calderolli, Matteus, ancora per Selusio, stringe il Cosenza, che adesso può andare in contropiede. Canal 5-3, doppietta di Canal, allunga su +2 in Cosenza in una serata magica. Si avvicina tantissimo e ritorna al successo per il Cosenza. Canal dalla distanza fa 5-3. Tutta la festa del palo pirossigeno a 43 secondi dalla fine. Il Cosenza allunga addirittura sul +2. E adesso si riparte
ma chiaramente si fa molto più complicata per la Feldieboli. Possesso sprecato su questo tentativo di Calderolli, l'uscita che abbiamo visto in precedenza di questo pallone direttamente sul fondo. Colpetto Ghi, riparte da Di Stanio e torna Selusio in campo, 23 secondi. Selusio offre per Ghi, murato e sarà rimessa per il Cosenza. Rimessa lunga e Selusio a coprire in qualche modo Canal, a mettere in difficoltà l'uscita della Feldieboli. Calderolli ottiene un fallo, 6 secondi alla fine. E adesso tutto il palo a pirossigeno attende la sirena. 6 secondi. La Feldi è andata 3 volte avanti in questa serata. Esce senza niente in mano. Il Cosenza ha avuto l'energia e il carattere per ribaltarla nel finale. Qui Selusio ad impegnare Parisi che si esalta 3 secondi dalla fine. Palla all'indietro. Non c'è ancora la sirena. Tutti in piedi al palo a pirossigeno. Dopo 91 giorni il Cosenza torna a vincere, lo fa col botto 5-3 contro la Feldieboli. Dopo 3 mesi torna al successo la squadra di Bagnes. Era un successo che cominciava a mancare tantissimo come l'ossigeno. E qui a Cosenza arriva una vittoria importantissima per il Cosenza, che riesce a vincere 5-3 in rimonta contro una big del nostro campionato e di certo una spallata alla corsa salvezza che può dire tanto sull'ambizione di questa squadra. Non ridimensiona il percorso di una Feldi che aveva vinto 3 gare su 3 nel girone di ritorno e che chiaramente resta in corsa per la zona altissima di classifica. Con la festa del palo a pirossigeno noi vi salutiamo, buona serata e a risentirci da Marco Pagano.